tutto passato e non mi può lasciare da me. Per te sono stato più e non innamorato e tu non innamorato tu per me. Lontanati non è possibile, io senza te ma senti inutile di sta con me, non mi fa chiamare, si perde a te, ma posso perdere. Solo tu mi sai passare, solo tu mi sai calmare. Braccia a te, fammi suonare. Tu sei per me, a voce stanima, e sta con me, non mi fa perdere. Allora, eccoci qua, benvenuti a tutti voi su Radio Smav. Come vedete già in video abbiamo un ospite di questa puntata, l'arte e l'artista. Il suo nome di battesimo è il classico nome che rappresenta Napoli, perché Ciro è proprio il biglietto da visita di Napoli. Poi il suo cognome è un metallo prezioso, e prezioso lo rende anche la sua voce, perché canta da tanti anni, ha fatto innamorare tante persone, non solo a Napoli, non solo in Italia, ma anche all'estero, lo dobbiamo dire, per le sue innumerevoli esperienze. Sto parlando di Ciro D'Oro. Allora, ti saluto e ti do il benvenuto. buonasera, mi tronco pure un ciao. Ecco qua. Allora, buonasera, sono veramente felicissimo per la prima volta stare insieme a voi, anche perché credo che mi trovo in famiglia, quindi mi danno lo spazio di fare tutto. Voglio salutare con affetto il signor Cleo di vero cuore, Gianni alla mia destra, e poi naturalmente voglio ringraziare questo signore che non si può fare inquadrare stasera, Nino Forte, quindi io non avevo detto ancora il nome. No, io mi anticipo perché non posso. Non ci sono, non è vero, sono io. Quindi veramente sono felicissimo di stare qua e di presentare alcune canzoni che fanno parte del Noi abbiamo, tu hai inciso diversi album, quindi molti, tra cui uno ce l'ho io in questo momento, ecco, sì, qua. Benissimo. Lo voglio anche inquadrare, voglio fare un primo piano, ecco qua. Le ricanto al modo mio, eccoci qua, e sono veramente 10 belle canzoni che vi consiglio ascoltare. Dobbiamo anche dire un'altra cosa, perché lui è parente d'arte, ha il sangue d'arte, lo dobbiamo dire perché. Bene, sì, senz'altro, quindi a parte che poi abbiamo presentato questo ho voluto ricantare le canzoni di mio cugino, la buonanima di Patrizio, quindi omaggiare. Ripetiamolo ancora una volta, lui è il cugino del compianto Patrizio. Ho voluto omaggiare con questi brani, forse quelli là, diciamo che sono tutti belli, però io ho voluto fare questa scelta perché le sentivo più vicino a me, quindi con questi brani ne ho fatto un CD che poi stasera lo sto presentando tranquillamente qua, e credo che lo sto presentando prima qua e poi lo presentiamo ad altre parti. Noi ne siamo entusiasti, perché innanzitutto noi siamo molto meritocratici, nel senso che
Noi amiamo mandare avanti e promuovere tutto ciò che è veramente fatto con l'arte e con la passione. Bene, Siccome bene, la nostra intervista adesso è susseguita da tanti piccole interviste che faremo man mano durante il programma, poi man mano spiegheremo Ciro Doro come nasce, cosa allora, fa e cosa dove fa? vuole arrivare. Chi gli è un problema? Poi c'è Ricci dove vuole arrivare. Ma certamente poi pian piano scopriamo Allora, anche questo della mia vita, perché sono stati più fuori che a Napoli. come avete già avuto modo di ascoltare la sigla Sì. perché era il brano Non è possibile, abbiamo iniziato con Non è possibile. Non è possibile. Questo brano, chi l'ha scritto? Allora, se mi ricordo bene, non mi ricordo troppo bene, mi dà una mano perché ne sono tanti gli autori Sì, qua, ne sono tanti. non mi ricordo tanto bene gli autori perché comunque Lo diremo anche non è possibile. Visco, sì, non mi Visco, ricordo il bene suggeritore, tutti abbiamo il gli autori, suggeritore sì. anonimo. No, ma ci sta Nino Forte che si ricorda tutto cose, è una capa che è tanta Nino Forte. E quindi, allora Visco, si dice lui Visco tranquillamente, perché comunque ho fatto, oltre a questi qua ne ho fatto altri 20 di pezzi di Certo, infatti e non noi questo posso adesso ricordare tutti. lo andiamo a dire man mano, Certo, perché c'è una non è discografia, possibile. proprio per questo, perché tu professionalmente non nasci ieri, quindi c'è Perché appunto. diciamo anche una cosa, perché poi ci sono altri CD ci come sono questo altri, qua. quanti ne volete? Qua che ne stanno, poi prima noi di andiamo questo un ce po' ne stanno, piano, quanti piano, autori piano. ci stanno? No, altrimentiivizziamo, No, tranquillo, li viziamo. Tranquillo, Allora, tranquillo. degustatevi uno alla volta, come quello che vi ho fatto vedere io, perché devo dire la verità, l'ho ascoltato in macchina e ne vale veramente la pena, ne vale veramente il gioco. Allora, il prossimo brano che noi ci andiamo a degustare è Ngoppe Spina. Bella. Numero 2 e ci gustiamo Se la prima era la sigla, caro regista. sempre una canzone del compianto Patrizio, quindi io il 90% apro sempre con questa canzone perché mi apre proprio il cuore, sai, quando vado a fare delle cerimonie. Forse questa sarà una delle più che mi piace in questo E ciclo. allora ce la devo solo ascoltare. E allora Ngoppi Spina, chi è che non conosce questa canzone del compianto Patrizio? E poi faremo qualcosa anche già. Certo. Qualcosa anche con la chitarra, Live, no, perché non il manca live mai. Da noi non manca mai. Da noi non vabbè, manca andiamoci ad ascoltare questo e poi ne parliamo di quello che succede dopo. Allora, Ngoppe Spina, ascoltate la grande esibizione di Ciro Doro. Miei compagni toia, tu sia più bello. Io con gli amici miei parlo a me te. Ognuno di noi tiene nascosto un cuore, un sentimento che si chiama amore. Ognuno di noi è innamorato di te. E questa vita soia
una foglia, scende un coppo ispira a tutto noi. Ci Che è siamo successo? ed era un coppe spine, non fateci stare sulle spine, No, anche i vero, è telespettatori vero, dicono non ci non facete- ci facete stare sulle spine perché noi non vogliamo stare sulle spine, anche perché le spine pungono. Ecco, questo è il Che problema. dolore, E chi che sto dolore. problemi più? Pugnano. No, la voce fuori campo. Pugnano. Pugnano. La pizzi. Pugnano, pugnano, pugnano. Allora, Le tue esperienze che hai avuto all'estero, partiamo da questo, già come nasce, partiamo dagli antipodi proprio, come nasce il Ciro d'Oro? allora, come nasce Ciro d'Oro? Ciro d'Oro nasce all'età di 10 anni con ecco, ecco, allora dicevo all'età di 10 Povera 10 anni mamma, già povera mamma poi. mamma, ecco, allora dicevo che praticamente all'età di 10 anni già ho inciso con il grande Aurelio Fierro. Stiamo parlando proprio con un 45 giri, pilastri storici. ecco, un 45 giri incisa, Nino, incisa alla Quinta Universal, immagina, stiamo parlando di tanto tempo fa. 75-76. Ecco, bravo, hai detto bene, 75, 76, non mi ricordo tutte le date, che ci hanno fatto proprio vecchia. Tu stavi fuori, Eh, perché sono stato in due progetti. Ti stai facendo sì. riconoscere dalla voce. no, Stavi lui fuori, mano e niente, da là praticamente avendo la passione della musica, poi man mano come ben sai, cioè, si fanno dischi, e poi man mano mi sono un po' allontanato da Napoli, la mia Napoli che porto nel cuore. Nel cuore mi sono un po' trasferito dappertutto. Dappertutto. Ci Quindi, fatto pochi la tua prima germani. esperienza è stata in Germania? Sì, La tua prima sì, esperienza? Poi sono 4 mesi che sono ritornato dalla famosa Svizzera, Ah sì? sono ritornato e mi sono stabilito finalmente adesso, a Napoli. ti teniamo qua No, adesso. mo già stavo forse qua. Perché ogni figlio di Napoli, deve Gianni, rimanere già sta come per proprio forza, Napoli. per forza qua, per forza a Napoli, perché la mia terra la amo. Ecco, ma a noi ci fa piacere. E poi da avercene persone come però, te, ci mancherebbe bisogna fare sacrifici nella vita, bisogna ogni tanto di pigliare una boccata. altro. Ti posso dire una cosa, io la penso così, per il proprio paese uno è disposto pure a fare sacrifici, diciamoci la verità. Sì, Di tanto vabbè, bisogna farlo. poco però, dai, poi certo, dipende. Allora, voglio fare dei primi saluti, salutiamo Claudio Liguori da Francoforte. Qui Claudio, un Salutiamo bacio. Luigi Claudio. Loncobardi sempre da Francoforte, Carmen Lodighel da Milano, Grande. Un Franco saluto. Iaccarino sempre da Milano, Ubaldo Cacace, poi salutiamo ancora Barbato di Pasquale Barbato della pizzeria, ex pizzeria La Barca, un saluto Un anche bacio. sempre in Germania. Allora Grande. andiamo con il prossimo brano in programma. Posso Sì, dire una cosina veloce? tutto quello che Tutti vuoi. due. Voglio ricordare una cosa molto importante. Noi stiamo facendo un progetto molto molto bello. Io, Nino Forte, Anita e Max Mennitti. Quindi Sì. stiamo facendo questo progetto, lo stiamo portando un po' dappertutto. Voglio ricordare che il giorno 27, tranquillamente. Ci mancherebbe Il giorno altro. 27 siamo a Foggia con questo spettacolo da città ai Pulcianelli. Esatto. Quindi è un bel progetto,
messo assieme da Nino Forte, cioè Esatto, è lui allora- il capo dei capi e quindi il capo no aspetta, no, lo dico. No, un progetto molto bello che stiamo portando. Questo è il provino, io ho detto stampi, lo sto dicendo in diretta. Anche il 9. Anche il 9. Sì, man mano ci sto arrivando. Siamo in diretta. Allora, praticamente che succede? Succede che il giorno 27 stiamo a Foggia all'Alta Marea con questo bel progetto. E lo poi- possiamo garantire pure noi perché ci saremo con le telecamere lo so, in HD dove tutti che fa. si girerà proprio un documentario a È tutto tondo. troppo bello. E poi per noi è un onore avervi con noi, no? Per noi è un onore riempire le immagini con le nostre facce. Che bello, che bella A lui la storia. riempie molto. Che bella. Non posso parlare. Non può parlare perché non lui è non vero, fa. perché No, non ce la fa. Voglio la pizza. Poi c'è ancora una data molto importante. Del 9 novembre siamo al Piccolo Mondo, ristorante e pizzeria, eccetera, eccetera. Dove? Allora, a Rocca Rainola. A Rocca Rainola. A Rocca Rainola, che sta scritta, a Roe. Non si vede niente. Io ce l'ho di Rocca Rainola, lo voglio un po' condannato, ce l'ho di buona. E non è. Io non so Vedi? perché non ho visto. Rocca romana. Rocca Romana, allora sa da conciacca, Da Pietra Melani, Rocca romana. Quindi allora. un po' molto più distante. Ma però qua, vedi, che succede? Rocca romana. Rocca Romana che sta scritto qua, Ma che Rocca Raina. No, forse perché mi ha chiamato quello di Rocca Raina. Rocca Monfì. Rocca Monfì. Vabbè, però per gli amici di Rocca Rainola venite, per l'amor di Dio. Allora, Mi sembra che bene poi a Rocca Rainola. Rocca Romana. Rocca romana. Tipo Pietra Melara. Pietra Melara. Finalmente. Io non l'ho visto per una settimana. Parla buono, Io non non- nasconde. Io non lo vedo la settimana scorsa, ma non è che hai subito qualche... Mettiamolo. Scusate, la pizza non si toglie. Lo abbiamo tenuto. Allora, prossimo giro, prossima corsa, sempre Certamente. pensate, il regista mi ha fatto 3, che significa? Sono le cose che piacciono a me. lui. Su, a sfogliatella e poi... Allora su Io questo brano andiamo a salutare la carissima Antoine De Lucia che proprio stamattina è uscita dall'ospedale con un piccolo intervento e diamo buona guarigione con un bacione e con il brano Fiore. Madonna, allora ragazzi, tutto per te. Fiore. Sotto le carezze che stimano meglio, senti sta bella tua come mi ho voluto, e dimmi pure che io vero, sto grande amore, un figlio moscerà, fiore, la maglia gioia quando vedremo e cammerà quando comincia a dire mamma e papà e so crescimo con me un figliere tu fai a battaglia saccia canta puria ninna nanne e me la stregna forte un braccio a me fiore l'amma chiama e non aveva paura non trema tu non puoi capire ciò che lascia da quando su di me di mamma e papà
e sodrissimo come un figliere, tu fai a pappa io mo punnule, io saccio cantaduria ninna e me la stringe forte in braccia a me, fiore la maglia e non aveva paura, non te ne tu non puoi capire che c'è che ci dà quando sono di vedi mamma e papà, mamma e papà. Allora, giungono tanti commenti di veramente tanti plausi. Uno in particolar Grazie. modo viene dalla Germania, da Claudio Liguori, che sta anche condividendo attraverso i suoi amici a Francoforte, ci fa piacere. Claudio. Nonché a Luigi Longobardi, a tutto il suo Longobardis che a volte ci tiene nel suo locale, il Longobardis al centro di Francoforte, con la Grande. nostra diretta. Che bello, ragazzi, E quindi che bella soddisfazione. prima o poi l'andremo a trovare, come anche l'invito che ci ha certo. fatto Claudio Liguori per una Bene. prossima serata, un weekend organizzeremo una bella cosa anche a Francoforte, lo dobbiamo dire. Claudio, Claudio si sta ci predisponendo, ci sentiamo lo so, tutte le lo so. sere, Ah, ci bene. sentiamo tutte le sere. Mi fa piacere, e quindi vai. sarà una bellissima cosa. Mi una fa bellissima cosa. immenso piacere di stare anche con il caro E amico ci mancherebbe altro perché Claudio, è veramente una persona Sto squisita. parlando con me. Ci sta pure ci sta Nina Ninna Pizzi. Nina, come la Nina? Nina Aviz. Nina Aviz. E che c'è te, sto Nino Forte, che c'è te. Ma poi si è messo nelle quinte, dico io, no? Perché Meglio non nelle mi... quinte che nelle seste. Vabbè, ho capito tutto, ho capito. Va bene, allora. Andiamo avanti. Fiore, l'abbiamo Sì, ascoltato. aspetta. E ci sta parlando. Fiore l'abbiamo appena ascoltato, però da un brano e l'altro, le quattro chiacchiere che loro, gli spettatori, sai, sai, come si fa sono sì. Ah, si devono impicciare. bene. Io ci mi fa sapere i fatti, perché Ci mi fa sapere voglio tutti i sapere, fatti. voglio sapere Ma- la canzone e voglio sapere E allora facciamo eravamo rimasti alla tua esperienza in Germania, l'esperienza in Svizzera. Sì. Sei tornato qua, Sì. però con tanti grandi progetti. Sì, Tanti sì. progetti musicali Certo. nella realizzazione di nuovi lavori discografici, Certo. che poi da poco abbiamo annunciato delle nuove serate, nuovi impegni che si stanno creando, dove ci sarà per testimonial anche su alcuni, siamo anche noi che lo distribuiremo attraverso le nostre piattaforme. E cosa vuoi fare ancora? Allora, quello che voglio fare adesso, diciamo in cantiere, no? In cantiere, presto, c'è un nuovo CD con delle canzoni del mio fratello, lo posso chiamare così, Nino Forte, dove ha curato sia per i testi, sia per le musiche. Ma canta come sta parlando stasera nel CD. No, un poco meglio, un poco meglio. Niente, stiamo subito progettando questo mio nuovo lavoro discografico con gli arrangiamenti sempre di Nino Forte. Stiamo curando pezzo per pezzo, senza gli fretta, perché come si dice a Napoli, per gli presso, facetti figli. Ecco, e allora quindi ci stiamo mettendo un po' di tempo proprio giusto per fare uscire questo nuovo lavoro discografico.
Il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare è quella che un po' tira il mulino alla mia parte, perché quella che mi piace di più, quella che mi piace più è un ragazzi, testo in italiano che dovete solo ascoltare, non dobbiamo dire proprio niente, è una bellissima canzone che ho fatto proprio mia questa qua, devo dire la verità. Proprio te la senti proprio tu, te la senti proprio tu. Ma proprio veramente una delle bellissime canzoni, tra tutte le belle canzoni. Questa canzone... Questa canzone del compianto Patrizio, non lo so se voi sapete che è stata presentata gli anni indietro con Pippo Baudo. Ah sì, Pippo Baudo, ho visto dei filmati, dove si vede che si parla proprio di quella tecnologia in quegli anni, sì, dove lui andava proprio come ospite, un già cresciutello. Bravo. Adesso ce l'ascoltiamo. Sì. Allora, il brano è Tu sei qui. Buon ascolto e per tutti gli innamorati, volete va bene. Un'immagine negli occhi, le tue mani, le carezze, i capelli sul tuo seno, la tua luce nella stanza. Ti ricordi quante volte lottavamo come bambini, io e te sulla moquette, era bello il nostro amore. E adesso non ci credo che tu sia andata via, e a me stesso dico non è vero, non è vero. Sei mai andata via, non sei mai andata via, tu sei qui, tu per me sei sempre qui, io ti sento dentro sorriso quando sto con gli occhi chiusi e gridando e dico è lei, è proprio lei. Le radici del tuo amore hai lasciato il mio corpo, tu sei l'acqua che io bevo, l'aria pura che respiro, sabbia calda di una riva, erba verde di un giardino. Ogni giorno che finivo mi trovavo a te vicino. Non è vero, non è vero. Tu sei qui. Sei mai andata via, non sei mai andata via, tu sei qui, tu per me sei sempre qui.
tuo sorriso quando sto con gli occhi chiusi e gridando e dico è lei, è proprio lei. Bellissimo, bellissimo, molto veramente, un brano veramente che prende, un brano che dire le parole è un po' come spendere le parole inutilmente perché già tutto il brano dice tutto, quindi è un attributo che dobbiamo per forza mettere in evidenza. Allora, Bellissima, un bel brano veramente. Il discorso, il tuo rapporto con il pubblico. Ma il mio rapporto con il pubblico, Gianni, io credo che sia un rapporto amichevole. Diciamocela proprio bella papele. Papele, c'è sta chi ti va papele. bene e chi ti va male. Ci sono quando vengono quei periodi dove sei acclamato sul palco, in quel momento sei il classico tipo che si monta la testa o resta sempre con i piedi per terra? No, io parlo chiaro proprio, Cioè io sono una persona così come mi vedi. Acqua e Quindi, sapone. acqua e sapone, cioè non è che io già in Coppa Park per fare... No, tranquillo, come sono nella vita quotidiana, così sono... L'umiltà che rispecchia i grandi chiaro, artisti, è chiaro, i grandi chiaro. artisti Anche che- perché poi io vengo da piccolino che cantavo, quindi voglio dire, ho lavorato con i più grandi e quindi non mi sono mai immondato la testa quando ho avuto i miei momenti belli, no? Sì. Perché l'artista può avere momenti bui A nella volte vita. capita, questa è una cosa che succede a molti artisti, questo a volte è la cosa che mi dispiace un po'. Molte volte alcuni personaggi, alcuni artisti sono molto più italiani, molto più conosciuti all'estero che alla propria patria. E questo succede spesso. Sì, Ancora infatti. tuttora ci sono persone che in Polonia, nell'ex Unione Sovietica, degli artisti al quale là non possono neanche arrivare a uscire dall'aeroporto, vengono acclamati dalla folla e vengono qua, non sono neanche riconosciuti. È vero. Questo è un qualcosa che... E questo non me lo sono mai spiegato, questa cosa. Cioè, Te la spiego, come... biblicamente il Cristo disse, nemo profeta in patria, Ecco, nessuno è profeta nella propria patria. è giustissimo, ma ti sei Nessuna- fregato perché adesso ti stanno ascoltando con la tua E voce. ti stanno... E allora vieni... Ah! Vedi? Capito, lo so, ci mi ha parlato troppo bene. A me, quando io faccio le dirette con lui, caro Gianni, a me mi fa venire un feed uguale. Sì, Ma ti sì, dice va bene che... con una pecora. No, ti hanno conosciuto, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Quindi voglio dire, io questa cosa veramente non me la so spiegare perché. Anche quel pochino che poi ho fatto anche io, no? Come tanti artisti napoletani. Cioè io quando vado da qualche parte fuori mi sento proprio un'altra persona, non ho capito perché. Non ho capito, ma appena vengo a Napoli, ma non perché voglio dire che No, Napoli, per l'amor di Dio. però Ma io te credo. non so, Ma io te credo. perché? Io ti credo. Perché? Ma io ti credo veramente. È pure il titolo che dobbiamo ascoltare della prossima canzone. Allora, me la dico tranello. Va bene. Facciamolo va bene. ascoltare. Eccolo qua.
Ancora E io te ci credo. Regista, Allora, aspettiamo. abusivo. Allora, Io te credo. Allora, e io te credo, questo non è un pezzo di D'Angelo, è un pezzo di D'Angelo, e io te credo, cioè l'ho voluta includere in questi brani del Certo. compianto Patrizio, perché è una canzone che mi è sempre piaciuta di cantare, quindi è una cover di D'Angelo, cover e di- io te credo. Ascoltiamo Fatto l'interpretazione di Gino fatta a Doni. modo mio, Esatto. fatta a modo mio, e io te credo. Tempo d'amore, la smania che senti in tuo cuore. Allora, no, per una confusione, perché noi siamo sempre in diretta e questo lo dobbiamo dire. È andata- Bravo. quando lui parla ci ha fatto la pista 5, no, siamo andati direttamente alla 6. Noi dobbiamo andare alla pista 5, il brano è Canto per te, è diverso, è Canto per te, attenzione. E La Canto per presentazione te. della canzone dopo la rifaremo dopo. Allora, è Canto per te. Allora, questo Allora, noi brano- andiamo con la 6 o con la 5? Con questo Adesso voglio capire. andiamo alla 5, come Ah, dobbiamo andare? allora, che c'è- sì, adesso dobbiamo allora andare che con la volevamo 5. andare? Io ho deciso No, così. tieni si per deve- favore. No, invece- no, allora, io mi sono messo d'accordo, sto ascoltando Gian. Per questo Allora. sono in diretta. Allora, andiamo con la numero... Allora, andiamo con la numero 6 come abbiamo già prenotato, dopo andiamo con la 5. Dopo andiamo con la 5. E io te credo, numero 6, numero 6, sei, numero e sei. io te credo. È molto E mo te Dopo credo. ricordiamoci di tornare indietro, però. Sì, sì, vabbè, andiamo con la... dopo, andiamo. Are le storie colorate belle, ci ha già stipato tutta vita mia. L'anno che sono volate stanno insieme e tutte cose che ricevo tu infondi di verità. E io ti credo perché si ove, perché se tu capisci il cielo quando è sera, perché se tu che si sto male stai più male, se non dormi non ti dormi, fai lottare insieme a me, io ti credo come una fede, quando mi riesce torna in braccio sto un pensiero, quando mi chiama per telefono tu sto per morire quanto ti manca, per morire so pazzo di te. Quando sto solo sto in compagnia, tengo il respiro tuo sempre con me, vedo fantasma tuo per tutte e via, tu sei quasi come Mattia, si vede tu mi fai campare. E io ti credo come una fede, quando mi riesce torna in braccio sto un pensiero, quando mi chiama per telefono tu stongo, per morire quanto ti manca, per mi dire so pazzo di te. E
Allora, questo è il brano e io te credo. Questa è una cosa. Dopo sì, dopo la 5 non ti preoccupare, Non mi te lavare la il posto faccio. perché nella pizza sono io. Allora. Teniamo pure i pizza, casomai. Allora, Intanto, mamma, Nina Apiz. Nina Pizza. Avete tutto bene. Pizzaiolo! Vogliamo fare qualche cosina? Come vuoi tu a nonna? Quello che vuoi Facci come vuoi tu. Che vuoi Non cantare? sai, canta una canzone, non sai. Bella! La facciamo? Sì, siamo qua per questo. E tratando male, non furasti te. Stai incantato romano, dove soli a luna, sto furasti te. S'incantai di occhi curvi in bruna i 20 anni d'età. E la va bene nate per chi l'amore, per un bello guaglione di pescatore. Forestieri denaro del sole, quando ancora fa che la cavò, che la sa fatta croce con l'acqua e mare, e poi giura di non te lascia mai. Ai, ra, 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 ra. Ecco, ogni tanto ci vuole questo bel classico. E quando ci vuole. Nina Pizza. Nina Pizza. Va bene. Allora, io però voglio dire un'altra cosa molto importante, no? Non è che io ho fatto solo le cover del compianto, No, noi stiamo- perché precedentemente, prima di questo, ho inciso un CD dove... Eccolo qua. Eccolo Allora, qua. Canto per amore. Canto solo per amore. Lui. Eccolo qua, questo si chiama Canto... Reggi, dammi il primo piano. No, è più bello, guarda che bello primo piano, la soddisfazione, ma quanto ne vuoi? Però giriamolo pure a rete perché è originale, Dicimi la verità, causa ma roba originale, Giulio, non bacio, abusivamente, ma tu manno, non bello. Però chi sto fattere abusive, ma la mi si indicere, a casa quando vado mia moglie mi guarda e fa... Come va? Tutto a posto? Posso mettere... Sì, metti a cucinare. Abusivamente. Abusivamente, pure noi ci salutiamo, mo tutto abusivamente, buongiorno ci diamo abusivamente. Ma ma contagiate sto bello pure a lui, Giulio. abusivo, appena vedi. Ma contagiate proprio, a Roma che va, che ieri pure si parlava a Foggia con Nino Forte. Abusivissimi. Tutto il viaggio che ci abbiamo fatto, abusiva a qua, abusiva là, abusiva a qua. Si fa essere nei foggiani, ma lui si dà abusiva proprio. Quindi voglio... Allora, dobbiamo dire Sì. che ci sono
Allora, io in questo disco Canto solo per amore, sono tutti brani. Ho dedicato anche una canzone del Napoli alla squadra del Napoli. Per coloro, per tutti i tifosi del Napoli. Poi, Calcio. senz'altro la prossima volta lo facciamo ascoltare, c'è anche il video su Certo, YouTube, certo. come Chi sta amore, Voglio, Ma lo Nanassè. possono ascoltare poi in seguito sulla Certo. nostra piattaforma non Sì, stop, sì, sì, quindi- non stop, Bene. perché noi andiamo in onda 24 ore su 24, ma non ci stanno le dirette, vedrai, quindi- perché chi non conosce ancora Ciro d'Oro lo può ascoltare. E che s'hanno perso, ce le hit che s'hanno perso. Ma noi non so, allora dicevo, io poi ho altri dischi, cioè, fatti, Ragazzi, tranquilli. o contattate la radio, o contattate la sua pagina Ciro d'Oro, Sì. o contattate il suo amichetto, Ma noi siamo, no, non il suo no? amico. Andate lì sopra, Noi ci vogliamo voglio il bene. CD, voglio questo, voglio quell'altro, loro vi danno tutto. Voi gli Sì, voglio ma dare qual è, tutto. ma noi non abbiamo problemi. Noi non abbiamo problemi, non abbiamo problemi. E poi non è un amichetto per me, lui è un fratello, quindi stiamo la mattina a sera insieme. Allora, E allora, andiamo tornando avanti, indietro, invece di genere ci andiamo avanti, torniamo indietro. Alla pista numero 5, Canto per te, in questo E brano. canto per te. Canto per È te. solo per te, Canto per te. Gianni. Canto per te. Solo e canto per te. Canto per te. No, questa è la canzone che canto solo per te. Ah, grazie. Tiempo d'amore, la smania che senti in tuo cuore, calore che tengi in te mano, desideri e felicità che tengi in te vene. Tiempo d'amore, profumo nei sole sti rose, sapore che fa frenesia, nei tuoi occhi che sognano, che brillano solo per me. E canto per te, sto tempo d'amore, che tempo non è, patisce da sola e vado passare, la solita scusa e ti scordare, con l'occhio infuso. E canto per te, sto tempo d'amore, stasera per te, li ho scritte nel cielo e parlo di te, e vivo pensando a chi sta amore mio per te. Tempo d'amore, sapore più dolce del mare, colore lucente dall'aria, nei tuoi occhi che sognano, che brillano solo per me. E canto per te, sto tempo d'amore, che tempo non è, patisce da sola e vado passare, la solita scusa e ti scordare, con l'occhio infuso. E canto per te, sto tempo d'amore, stasera per te, li ho scritte nel cielo e parlo di te, e vivo pensando a chi sta amore mio per te. Con l'occhio infuso e canto per te, sto tempo d'amore, stasera per te, li ho scritte nel cielo e parlo di te, e vivo pensando a chi sta amore mio per te. Ci siamo sì. partendo
prescindere dalla verve dell'allegria, dell'allegria. Ecco, abbiamo anche il nostro regista stasera che... Ma che è stasera? Non ci capite. Per chi? Per chi? Alla sta Giulietta Sacchi a Castanilla Pizza. Mamma metterà... Ui, Antonio, un bacio. Allora, un saluto se permetti. Vogliamo salutare per, pure Max Menniti che non so sì, se è collegato sì, perché non l'ho visto qua. un saluto per Antonio fammi De vedere Martino. Antonio De Martino. Ciao Antonio, un bacio rosso La rosso. Foggia, Gaetano Maione da Cella, Gaetano Ciao, Maione. Gaetano. Ciao Gaetano. Michele Delicarri, sempre da Foggia. Certo, Tutte certo, persone che prima verranno. fa ti saluto qua e quindi a noi ci fa Michele immenso piacere. Gonzalo, sempre da Foggia. Grande, grande. Abbiamo Foggia in diretta, Un ragazzi. bacio, un bacio. Un saluto a tutti gli amici grandissimo. di Foggia, mi raccomando. Certo. Vabbè, Saluto allora. forte. Allora, Ciao Gaetano. Allora, per il fatto di mandare un saluto per Antonio De Martino, un bacio per tutta Foggia da parte mia e da parte di tutto lo staff di Smav TV. Certo. Ci vediamo il giorno 27. Ieri siamo stati là, siamo stati una bella sala e che tu dica fa, ma che tu dica fa. Troppo bello. No, perché adesso fatti? Io non. Zitto. Non parli più, ma non mi sa calore. Non c'è male, ce l'ha cavare. Quindi un bacio grande, un bacio grandissimo. grande. Ok. Allora, alla settima pista, Settima pista. alla settima pista noi troviamo un'altra bella canzone che è un perdono, questa Madonna canzone. ragazzi, Quindi, chi è che non conosce chi questa è che non canzone? conosce? C'è qualcuno, per esempio, dei giovani che a volte non si affacciano ancora a questo stile di canzoni che vengono poi riproposte e noi dobbiamo fare da messaggeri. Bravo quindi- Gianni, bravo Gianni, Allora, sì, è vero. noi dobbiamo spendere qualche parola, pure perché quando noi ascoltiamo questo brano, dobbiamo far capire pure dove è nato, perché, cosa si rifà, cosa si cerca di rinnovare, di riportare nel futuro e di non far perdere le tradizioni di quello che è stato fatto. Caspita, sì, sono Raga, pieno. io volevo ricordarvi che siamo condivisi anche dalla pagina di Maione Sound, siamo condivisi dall'altra pagina. Allora, la Maione Sound, Stammi tu in pagina. sia- Ma quando allora, non Io, a parte che poi questa canzone la dedico con tutto il cuore, anche perché devono capire che questo brano è uscito molto tempo fa, per qualcuno che non se lo Esatto. e già era all'avanguardia. Aveva un po' anticipato questi le testi, tappe, era un po' questi più testi, evoluto, sì, e oggi dicono, ma di chi è questa canzone? sembra quasi una canzone scritta oggi. Bravo. Ecco. Ecco, questo è il parlare che i testi che si facevano già una volta erano più avanti con il Più tempo. evoluti. Allora, Passo io con i anche tempi, per un i po' più giovani, avanti col tempo. anche per i giovani artisti, questi ragazzi, Sì. ascoltate bene questa canzone, perché è una canzone che ha dato tanto per la nostra Napoli. Perdonami, Ciro d'Oro. Perdonami. Ciro d'Oro. Buon ascolto. Se qualche volta t'ho fatto piangere, non l'ho fatta per malvagità. L'uomo più forte vado si può perdere, o per ragione o per fatalità. Ti voglio bene, non ti voglio perdere, tinta sti braccia voglio ritornare. Perdonami se t'ho fatto chiagnere Maria, credo ci voluto bene sulla te. Perdonami, per me sei solo tu l'amore mio.
non te lascio più, tornammi a passare, non sai che male te può fare una femmina, solo uno sguardetto ingannato già, è valorosa, infame come mia vita, manca una goccia di sangue a fare stare, ti fa scordare chi tiene in tuo cuore e tu come te può far peccare. Per me sei solo tu l'amore mio, sia vita mia e non te lascio più, tornammi già a passare. Bella l'interpretazione, veramente magistrale, senza alcun dubbio. Ti faccio i miei complimenti. Grazie. Sono sincero nelle mie cose, ti l'ho già fatti anticipatamente quando ti mandai il messaggio. Ragazzi, io vi devo interrompere, Certo, sono in quando diretta vuoi. pure sul mio profilo. Ci sta parlando una grande artista, amica nostra, collega, Mena Steffen. Sì, che un saluto a Mena Steffen. No? mi chiedono sempre della nuova canzone. Sì, Che dopo non sappiamo ancora il titolo. Io saccio il titolo. E poi ci sono, Oh, E poi ci sono... e poi ci sono molti amici, insomma, che fanno i complimenti a Ciro. E, grazie. insomma, e complimenti per la trasmissione. Antonio De Martino ci scrive ancora: vi lascio buona serata, vado a ballare. Un disgraziato maledetto. Ci vediamo. bravo, divertiti. Ci vediamo il website. Ciao carissimo. E poi tutti gli altri, insomma. Ok, Allora, noi noi abbiamo- ci associamo a tutti i saluti, tutte le persone che stanno condividendo anche sulla pagina di Nuovo Forte. Sono tutti abusivi. Tutti gli amici abusivi e non, unitevi! Però Questo quello è che, un abuso che state facendo. ma quello che mi domando e dico, no? Come mai il nostro fratellone Giulio, come mai stasera non c'è? L'hanno sequestrato abusivamente. Abusivamente se ne è chiudato ad uomini, Quando ha conosciuto l'abusività. se ne è chiudato uomini e donne, uomini e Qualche donne. abusiva lo tiene curato, qualche abusiva. Non è che stai abusando di qualche Sì, abusivo. abusando abusivamente. Vai, e poi le fa, E non me la ricordo. Aspetta. Aspetta, come si... Abusivamente. Sto coro mio. vai. Sei pronto? Non lo so che Io sto 20 anni. abusivamente. Magari aspetta fa sta canzone. Ma va chi? Lentamente. Ora è il momento. E stiamo un po' inventando, no? Abusivamente, clementemente, giovanamente. Abusivamente. Dico per amore sulla abusivamente. Ok, beh, ogni tanto ci vuole stufare, te ci vuole. A proposito di abusiva, allora, È abusivo, come pure gli stai abusivo. questo è tutto abusivo. Allora, Infatti, i ritmi buoni sono tutti abusivi in questo caso, sono tutti abusivi. allora,
Ma mo' mi cagnano, davo i numeri già. No, i numeri adesso si sono aggiustati un'altra volta, come per Sicuro? magia. Sì. Perché adesso vedi che il numero 8 è un manichino, Questa è bella, ragazzi. Allora, Cinzia questa è una Paglini ci canzone sta che ricordo guardando. bene perché Ciao, ebbe pure Cinzia. un grosso successo. Un grosso successo. Me lo ricordo Sì, perché era sì. molto orecchiabile, si sentiva sulle spiagge. Io poi l'ho rifatta con nuovi arrangiamenti, voglio dire. Certo, infatti noi tutti tu la un po' riproponi, quella è una con diciamo, nuovi arrangiamenti. riarrangiata in sì. forma più attuale con Vedrai, Abusivamente. abusivamente arrangiate, però sono sempre arrangiate. abusivamente come Rita Clemente. Saluto a Cinzia Paglini che ci sta Ui, grande Cinzia, anche perché un non la saluto vedo da anche a te, un saluto particolare. Cinzia Paglini che non vedo, non la vedo da anni. Comunque, Io non la vedo dal battesimo di mio figlio. siete giocate perché sta sempre presente Cinzia. vabbè, se sta presente a noi ci E fa ti sei immenso messo anche gli piacere. occhiali Ecco, con Camillo presente. Conte Benzo di Ecco Caputo. tutti a fare. Sul mercato web, sulle piattaforme web, Grande. sui social è presentissima. Bene, a noi ci fa immenso Un piacere. abbraccio Cinzia. Ecco tutti a È fare. social, è proprio social, No, proprio è, in tutti i è sensi. sociale. È Vabbè, ma in sociale. questa trasmissione ti devi adeguare, sei pure tu abusiva. Tutti coloro che si affacciano su questa devono sapere, noi dobbiamo fare questo avviso importante, tutti coloro che si affacciano su questa piattaforma diventano automaticamente abusivi. E che ci ha combinato sto bello Giulio, maronna mia, che ci ha combinato. E che ci Un ha saluto combinato. a Giulio Gioia di Uomini e Donne. Veniate. Veniate. Che mi manca, veniate abusivamente. Veniate che noi veniamo. Veniamo che noi veniamo. Ma pure in diretta così, che è forte. No, lui è Ragazzi, ci stiamo organizzando per un cinghiale. Uno grosso. Sentite, allora se ci organizziamo per il cinghiale, ma qua c'è sta una persona senza offesa ai presenti, che gli l'ha da cucinare. È solo Clea. Signori cari, non lo so, è un babà quando cucina. Ma ci mangiato poco, 2 piatti, ma abbondante l'altra C'era un volta. amico mio che diceva sposati il cuoco perché il cuoco Poi in famiglia- Mennitti che sempre poi comodo, questa sempre cosa, comodo. Clay non se l'ha scordata, ieri sera un Ciro ha detto quando siamo stati ieri a Foggia, ha detto Ciro, io non ho mai mangiato così, è troppo bella, ho passato una Sì, giornata ma da Dio. Quello ti stia a farti proprio male quando cucina lui. Ma poi ma quando cucina non è il fatto solo di cucinare, è quello che mette, cioè quelli sono mattone tante, non è Tu lo capite? vedi, ma quella è una buona massaia. Sì, infatti. Una buona massaia. È un buon massaio. Massaia. Guarda, mo è deggiato. Stai- Guardate là, guarda. Stiamo tutti quanti a così, C'è uno solo che sta bene. Disse lo parte Ecco lui! Ma a me dicono che Ecco c'è- lui che però sta dicono- proprio asciutto. Però dicono che io ho il verme solitario, lui lo dice sempre Ma no, perché io ma- mangio, mangiare mangio. Ma sai quel vi subito un attimo che abbiamo la trasmissione passando dall'arte culinaria a quella musicale. Il problema è che anche noi ce l'abbiamo il 21 di una. Noi secondo me ne tenemmo un centenario. Per questo siamo molto Più grassano loro di e ti fattezza. confidano. Madonna ragazzi. Ma io è bello Bello mangiato. mangiato. Stavo Papà. cucinavano, è bello mangiato. Vabbè, ma comunque lui Ma fa... sono pure tale. L'altra volta non so come mi sono andato a casa. Veramente fu una bella giornata, una giornata indimenticabile. Però- Una di quelle però- giornate che non dimentichi mai. Troppo bello, troppo Un finocchietto ogni tanto. No, finocchietto me ne sono fatto un po' di più. Non so ci siete rimasti a buttare, ma cosa che è comunque rimasta- mi prendo la colpa, ma la La cosa giocoputi. che rimase impressa in quella giornata è che avemmo il sommelier a tavola dal retrogusto, questo liquore del retrogusto Eccolo. speziato con una ponda di
Oh ragazzi, Signori, troppo questa è la bello. radio come la intendiamo noi. Ecco. Se ridiamo riderete, No, se no, piangiamo quello- piangerete. Ma viva la faccia! Ma viva la faccia! Veniate, seriamente. Veniate! Condividiate! Seriamente volevo dire, Sì. come siamo fatti noi, pur lui stiamo usando, ma voi oggi state chiedendo, noi ci bene. No, Mi ma è venuto anche in mente un aneddoto di un ragazzo che cantava la canzone, dice: ma tu devi studiare pure le classiche. Certo. Se per esempio ti chiama per caso Pippo Baudo, e questo è un fatto che dice sempre il buon uomo, e ti dice canta indifferentemente, tu che fai? Che gli dici? Dici: no, io faccio seriamente. Disgraziato. Madonna. Va bene, dai. Andiamo Un avanti. saluto a Pasquale, l'altro nostro fratellone, e chi se cuoco vero è lui. Pasquale. Pasquale non mi ha questo buttato. questo c'è il Pasquale, ma Pasquale Pasquale Ferrara. E questo c'è il Pasquale coso. Ferrara è un cuoco, ovviamente insomma, Sì. che ha studiato, ma ha studiato facendo in prova. Ah, ecco. sì, Comunque io non ti conosco, Pasquale, ma quanto più presto possibile. Lo acconosci. Perché già ho conosciuto Clea, è poi forte Poi è Clea. fuoco. Oh, te ne so lì, poi è fuoco. te ne ho fuoco sotto E poi lì. è cuoco, bisogna sempre conoscere un cuoco. non si No, può mai sto sapere. scherzando, Gianni, io scherzo. Non mi permette, io scherzo, cerco. Allora, E pene, alla prossima. Sì, ma- la prossima... La prossima? Ah, sì. È il manichino che Un manichino, si sta smontando. un manichino, sta aspettando un manichino che si deve sbloccare. E allora, un manichina. E chi sta nato giorno e tu non vieni ancora, ma guardo l'orologio, è già passata un'ora, ma penso adesso viene, non credo che pure oggi io faccio il manichino per farla divertire. È come manichina che sta in la vetrina, io farò magazzina, sono aspettando a te, ma quando t'ho visto, o tempo si è fermato, sembrava manichino quando tu sei passato, proprio vicino a me, con il mio migliore amico, e tu si mise a ridere per fare spietta a me. Scemo manichina, mora aspettando a te. Rimane nato giorno, ma tu resterai sola. Guardo l'orologio, non aspetto più a te, perché non l'hai pensato, che quello è fidanzato, per te l'amore è un gioco, oggi è toccato a me, è come manichina che sta in la vetrina, io farò magazzina, sono aspettando a te, ma quando t'ho visto, o tempo si è fermato, sembrava un manichino quando tu sei passato, proprio vicino a me, con il mio migliore amico, e tu sei messo a ridere per fare spietta a me, sto scemo manichino, mora aspettando a te.
aspettando a te. Musica live! Musica live. Musica live! Maestro, li fa Musica live. una canzone allegra. Una canzone Giuciamma, allegra, giuciamma una no, chiaro. giuciatina allegra. Fateci largo che passiamo noi. Ecco, e approfittate, Questa Roma bella. Noi siamo fatti tutti col pennello. E alle ragazze Innamorare, e alle ragazze fammi innamorare. Ma che ci frega, ma che ci importa, se dentro il vino ci ha messo l'acqua, e noi gli dico, e noi le famo, ci ha messo l'acqua e non ti pagamo. E allora eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Fanno una. Tutti al mare. Ma io dico io, può cantare mai romano. Al mare. A mostra le. Chi arriva pure il Megliare. Grazie. Non si Grazie, dice, signora non Marta, si dice, è squisitissima. non si dice. Allora, Muchas gracias. stavamo Andiamo parlando di mostrare appunto le chiappe al mare. Noi non abbiamo detto niente. noi, Rimanendo cioè. in tema, io leggo il prossimo brano quando si buono, scusa. Posso farti una domanda? Dimmi. Giovanni, posso farti una Sì, domanda sì. molto importante? Dimmi. Ma c'hai il brillantino sul... Sì, c'è il brillantino sul dente. Madonna, adesso me ne sono accorto. Sì, ce l'ho da circa 8 Chi anni. se ne- Ma è abusivo. Ma è abusivo però. Abusivo, pure questo. No, e adesso ci... Me l'ho adesso messo pure sai. un dentista abusivo. Pure bellino, è bello Gianni, è bello, cioè, hai viste Nino? Lo so visto, Ma perché? Già l'hai viste prima? Lo so visto. E perché non me l'hai detto tutto tutto sto tempo? Te lo so diti, Ah, ieri? Sta facendo? Ieri te lo so diti. Ah, ieri. Te lo so diti. Sta giovendo. Avevamo un amico nostro sotto la galleria. Ma fatti vedere però, dai. No, no. racconto solo questa. Avevamo un amico nostro sotto la galleria che non aveva la R, aveva la così famosa detta R moscia. R moscia. Piace tanto, alcune donne piace tanto. Perfetto. Dunque, statemi a sentire. Io comprai un paio di scarpe, era l'epoca della galleria. Si faceva, Ti insomma, devi far vedere. si andava sotto la galleria per insomma, Ti devi- il ritrovo degli artisti. Comprai fuori dalla galleria un paio di scarpe bellissime in un negozio. Entrando trovai questo amico nostro che teneva la R moscia. Ovo, a vole pigliare. Scusate! Oh, è una canzone nuova, è così! Mi ferma l'autorizzazione! A facciami tutte Guardate che computer. piace c'è scritto, guarda! Ma vocava, ma no. Siete marioncelle di miso blocco! Può essere. Ecco! Queste arti Attenzione! e di nuovo io me leva mezzo, hai visto? Allora, stavamo raccontando, no, entralo ed esci. Rimettilo. Ah, boh, ma capito? Abbiamo fatto lo amo mottimmo. Allora, sto amico dice, avevo figlio, dice, sono chiuso a pigliare vari scarpe. Fammi bere. Ci facette vedere. Bello, veramente sono belle. Avevo le pigliate. Ho detto una cosa, il caffore. Oh, cavolo. Ma il baga pigliamo via. Vai. Andò e tornò subito. Sette bene, non le pigliate le scarpe. Niente da fare! Sette no, sei Juven. Era il 13 di giugno, mi ricordo benissimo il mio nome, Sant'Antonio. Come sta Juven? Carucci, ma tiene la nuvoletta tua. Sette no, sei Juven. Stava Juvenno. Juven in che sei Juvenno, magazzi. Steven Zevan. Steven Zevan. Giovanni. Madonna ragazzi, che Grazie, divertimento, dai, che divertimento. E abusivamente, dopo aver raccontato questo episodio, Questo aneddoto. Aneddoto. andiamo... No, con la chitarra. Chiudiamo qualche pezzo. Sì, chiudiamo con una bella classica. Un Chiudiamo? po' di live, Con un po' di un live. Ci hit trattiamo con un po' di pure. live. Tu devi casare.
E vai avanti, vai, cantiamo assieme perché non c'ho tutto davanti, ma tutti i testi, tutte cose. Dica bell'aria fresca, adorima alvarosa, e tu dormi in stadio, con basti fronni rosa. Solo a poco, questo già ti risponde, io viento passa e passa, sto riccioli non fronde, insieme. Io ti vorrei ammassare, io ti vorrei ammassare, ma o cuore non dice di sceda, e di sceda. Io mi vorrei a dormire, io mi vorrei a dormire, vicino a tu, un'ora pure, un'ora pure. Improvvisato, Sono le migliori, abusivamente sono vi abbiamo sono le migliori. Molti accordi abusivi, devo dire la verità. assai Viva proprio. l'abusivismo! Ok, Allora, noi siamo quasi alla fine, quindi questo finale noi lo faremo un po' più live, quando mamma da fatto, interagendo un po' con... vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette, Come faccio a sapere? Come faccio a sapere? bamba sta sticcando bella, bamba sta sticcando bella. Come faccio a sapere? Tutto quello che mi tratta, Cento rose incappucciate in da marta la miscata, latte rosa se il latte e la facetta troppo fatta, non c'è bisogno di zingara per diventare un cielo, come l'ha fatta mamma io saccio meglio di te. All right. E concerti un giorno non tenevano che fare, mi pigliai una chitarra, io mandolino e imparavi siete da suonare. tu per tu sambia rapito, volevamo divertire, si tenava lettera sera e faceteci sentire. Vai ma fa sentire io tre canzoni, che tutto paravia da cantare. Sospinosa musica e passione, Roba che srannava la sapata. L'ho lasciata sola. ma lasciate che la terza. Allora, Stavo in salita. dimmi. Un altro assaggino e poi con la sigla finale della numero 10 chiudiamo con la sigla. Allora, chiudiamo direttamente con live. Vince sempre tu, Sempre tu, mogliera mia, e ti perdo sai, so sempre io che posso fare. E dice sempre sì, mogliera mia. si pensa. Allora, su queste note credo che posso pure salutare. Ma qualcuno Allora. l'ha visto. Come avete visto, questa è una puntata dove al centro dell'attenzione, oltre alla professionalità dell'ospite che abbiamo avuto, c'è stata la grande collaborazione anche di Nino Nino Forte Forte. dietro le quinte, Non è vero, con la sono vocina da trapianto che Ci voleva far sentire la canzone nuova di Nino Forte che mi ha scritto, ma purtroppo a casa sta lì con me
o computerino forte abusivo. Ha bloccato. Ha bloccato, però cerca di mandarcela in modo che noi Certo, la, certo, faremo, certo. la passeremo. Va Allora bene. dicevo, con la professionalità e la Una maestria, variante che cazzo sì, ma facete rigere una parola. Come c'è, ti devo film così però bellissimo, ma facete rigere una parola. Sto vigonino non vorrà nascere mai. Guarda che si fiuta però. Lungo proprio assai, vai. E pure so come passa e se ne Ma tu stai madurosa per le stelle. Amico bis Carmela, Carmela. Tutti gli anni solo sì, nessuno vede. E strilla solo sì, nessuno sente. Ma non è quel sangue che viene. Carmela, Carmela, se l'amore è il contrario da morte. E tu sai, si rimane soltanto speranza. E tu sai, non mi fa aspettare fino a domani. A stringiamo in dei braccia, ma stasera Carmela, Carmela, Siete abusivamente grande. Ma molto grazie, abusivamente. grazie, ci stiamo veramente divertendo, credo che siamo arrivati Come al sempre, discorso. allora te lo dicevo, ci siamo divertiti, c'è stata veramente una serata molto divertente che ci ha fatto sorridere, spero vi ha fatto tanto sorridere, ma non solo, ma degustare anche la professionalità, facendola con la professione e la qualità che contraddistingue le persone qui presenti, dobbiamo dire la verità. Faraone. Quindi non è che voglio Grazie. adesso fare le sviolinate, perché non lo dico solo io, ma lo dice internet, lo dicono i giornali, lo dicono quant'altro, quindi non sono io nessuno per dirlo a questo punto. E allora, con l'ausilio e la magistrale regia di Clemente Verdicchio, che di tanto in tanto, ogni tanto spuntava con quella sua vocina e quegli occhiali da Camillo Benzo Conte di Cavour, Come si dice? Abbiamo raggiunto il finale. abbiamo raggiunto il finale molto Il finale abusivamente, quindi non ci resta dire grazie di vero cuore, grazie a Clemente, grazie Gianni. Se vi è piaciuto Grazie. ditelo ai vostri amici, se non vi è piaciuto facetevi fatto voi. Quindi detto questo noi salutiamo così paesano, all'acqua e fatto. sapone, perché noi siamo fatti così, quando ci dobbiamo divertirci ci ci abbiamo divertito, è vero. Ragazzi, Grazie di mettete vero una sigla, cuore. mettete qualcosa, mettete... Aiuto, mi sta trascinando. Fai una schitarrata, fai una cosa. Fa una cosa, va, chiudiamo in bellezza, vai. Vamos! Se danno guaglione, ma la vita non già sai di maravigliare. Fammi la ottava. Che non so cosa sai,